Oggi vi parlo della storia di Tanjiro, protagonista indiscusso insieme a sua sorella Nezuko del popolarissimo Demon Slayer. E mi raccomando, restate fino alla fine perché vi rivelerò 5 curiosità del manga che forse non conoscete. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un like a questo video. Questo mi permette di continuare a creare contenuti sulla base dei vostri interessi. Un'ultima cosa, per questo disegno che ho realizzato ho utilizzato Pro Markers Winsor & Newton, matite colorate Faber-Castell, Uniposca e uno sketchbook Moleskine per artisti. Vi lascio tutti i link qui in descrizione. Ma ora iniziamo. Immaginatevi Tanjiro, un giovane ragazzo che vive in un tranquillo villaggio di montagna, circondato dalla natura e dall'amore della sua famiglia. È un ragazzo gentile che si occupa della sua famiglia, appunto, e del loro modesto commercio di carbone, con tutto l'amore e la dedizione che può offrire. Ma un giorno il destino prende una piega drammatica. Tanjiro torna a casa dopo una giornata di lavoro e si trova davanti a una scena orribile. La sua casa è distrutta, macchiata di sangue e i corpi dei suoi cari giacciono immobili sul pavimento. È un momento terribile che strappa il cuore, una tragedia che nessuno dovrebbe mai affrontare. Eppure, tra le macerie e il dolore, c'è una luce di speranza. Nezuko, la sua adorata sorella minore, è sopravvissuta anche se trasformata in un demone. È un'immagine sconvolgente e difficile da comprendere per Tanjiro, che deve fare i conti con la perdita dei suoi genitori e dei suoi fratelli, oltre a dover affrontare la trasformazione di Nezuko, ovviamente. Questo momento segna l'inizio del viaggio di Tanjiro verso l'oscurità e la luce. Determinato a salvare sua sorella e a vendicare la sua famiglia, Tanjiro si imbarca in un'avventura che lo porterà attraverso territori pericolosi, incontri con demoni spaventosi e scontri epici. Ma è la fiamma della speranza nel suo cuore che lo spinge ad andare avanti, che lo rende un eroe non solo per Nezuko, ma per tutta l'umanità. Tanjiro quindi si impegna completamente a diventare un cacciatore di demoni, unendosi al rigido addestramento del maestra Urokodaki. Questo saggio mentore, con la sua esperienza e la sua saggezza, guida Tanjiro attraverso un addestramento intenso e rigoroso, insegnandogli le tecniche di respirazione dell'acqua e le arti marziali necessarie per combattere i demoni. Le tecniche di respirazione dell'acqua sono un elemento chiave dell'arsenale di Tanjiro. Queste tecniche gli permettono di controllare il suo respiro in modo più efficiente, aumentando la sua forza, la sua velocità e la sua resistenza durante i combattimenti. È un addestramento estremamente difficile che richiede disciplina, dedizione e determinazione, ma Tanjiro è determinato a padroneggiarlo per proteggere Nezuko e vendicare la sua famiglia. Durante questo periodo di addestramento, Tanjiro sviluppa anche una profonda comprensione del mondo dei demoni e della loro natura malvagia. Impara a identificare le loro abilità e debolezze e ad adattare le sue strategie di combattimento di conseguenza. Ma non è solo la forza fisica che Tanjiro guadagna durante questo periodo, ma anche una forza interiore e una determinazione indomabile che lo rendono un avversario formidabile per i demoni. Mentre si immerge nel suo ruolo di difensore dell'umanità, Tanjiro affronta una serie di missioni per eliminare i demoni e proteggere coloro che sono minacciati dalla loro malvagità. Durante queste missioni Tanjiro incontra diversi personaggi che lasciano un'impronta indelebile nel suo viaggio. Uno di questi è Zenitsu, un ragazzo dall'aspetto debole e pauroso, ma con un talento incredibile per le arti marziali. Nonostante la sua paura costante, Zenitsu dimostra di essere un alleato prezioso per Tanjiro, mostrando una forza e un coraggio sorprendenti quando le persone a cui tiene sono minacciate. La sua presenza aggiunge un elemento di umorismo e leggerezza alla squadra, bilanciando perfettamente il carattere più serio di Tanjiro. Poi c'è Inosuke, un ragazzo selvaggio e temerario che preferisce combattere con le sue abilità fisiche anziché usare le tecniche di combattimento. Inosuke è un personaggio impulsivo e testardo, ma con un cuore puro e un grande senso di giustizia. La sua determinazione nel combattere il male e proteggere i deboli lo rendono un alleato formidabile per Tanjiro, anche se talvolta la sua natura impulsiva può portare a situazioni un po' caotiche. Ma il cuore della storia è il legame indissolubile tra Tanjiro e Nezuko. Sin dal momento in cui Tanjiro scopre che Nezuko è stata trasformata in un demone, la sua determinazione nel proteggerla e nel riportarla alla sua umanità diventa una delle forze trainanti della sua avventura. Nonostante le circostanze apparentemente impossibili, Tanjiro rifiuta di abbandonare Nezuko. Al contrario, la vede ancora come sua sorella, indipendentemente dalla sua condizione da demone. Questo
gesto non è solo un segno della sua devozione familiare, ma anche della sua profonda compassione e del suo senso di giustizia. Tanjiro rifiuta di vedere Nezuko come un mostro senza speranza, ma piuttosto come una persona che merita salvezza e redenzione. Nel corso della storia vediamo il legame tra Tanjiro e Nezuko crescere e rafforzarsi nonostante le molte prove che affrontano insieme. Nezuko dimostra di essere più di un semplice demone, conserva ancora tracce della sua umanità, come dimostrato dalla sua capacità di proteggere e soccorrere gli innocenti, nonché dalla sua profonda connessione emotiva con Tanjiro. Bene, ora che abbiamo visto la storia di Tanjiro in maniera abbastanza lineare e semplice, approfondiamo 5 curiosità del manga, quindi di Demon Slayer. La prima curiosità è sicuramente legata alla cicatrice che Tanjiro ha sulla fronte. Inizialmente Tanjiro spiega che si tratta semplicemente di un'ustione causata da un braciere ardente mentre proteggeva uno dei suoi fratelli più piccoli. All'inizio sembrava una normale scottatura, ma man mano che viene istruito dal maestro Rokodaki, la cicatrice inizia a trasformarsi, assumendo gradualmente le sembianze di una piccola fiamma. La sua tonalità si fa sempre più scura, rendendola sempre più evidente e distintiva. La seconda curiosità è legata ai demoni. Gli affascinanti demoni presenti in Demon Slayer sono ispirati a una vasta gamma di mitologie e leggende giapponesi. Alcuni sono basati su creature leggendarie, mentre altri prendono spunto da racconti folcloristici e tradizioni culturali del Giappone. La terza curiosità si basa sul successo del manga. Demon Slayer ha ottenuto un successo straordinario sia in patria che all'estero. È diventato uno dei manga più venduti di tutti i tempi, stabilendo record di vendite e guadagnando una vasta base di fan in tutto il mondo. Il suo adattamento anime ha contribuito ulteriormente ad aumentare la sua popolarità. Nel 2020 è stato rilasciato il film basato su un arco narrativo del manga. Il film ha ottenuto un enorme successo al botteghino, diventando il film giapponese di maggiore incasso di tutti i tempi e ampliando ulteriormente la popolarità del franchise. La quarta curiosità sono le spade. Le spade utilizzate dai cacciatori di demoni hanno colori unici che riflettono la personalità e le abilità del loro possessore. Ad esempio, la spada di Tanjiro si tinge di nero con un tocco di rosso, simboleggiando la sua determinazione e la sua forza interiore. Quinta e ultima curiosità. Il manga Demon Slayer integra elementi delle arti tradizionali giapponese, come il teatro kabuki e la pittura, per creare una narrazione visivamente ricca e culturalmente rilevante. Questo infatti si riflette sia nell'estetica del manga che nelle sue tematiche e nelle caratteristiche dei personaggi. Bene, siamo arrivati alla fine di questa avventura. Se il format di questo video ti è piaciuto e vorresti altri video come questo, fammelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Ciao, alla prossima!